Già togliere un autovelox è di per sé un atto di inciviltà deplorevole che va sconfessato in ogni modo e in ogni maniera, ma farlo anche nella strada dove è avvenuta quella tragedia è anche un'offesa nei confronti di chi ha patito quella tragedia. Un gesto che ferisce perché riporta con la mente al giorno in cui Angelica Utter ha travolto e ucciso il piccolo Mattia Antoniello di 2 anni, il papà Marco di 47 e la nonna Maria Zuin di 64, tutti di Favaro Veneto. I familiari hanno scelto di non commentare questo gesto definito un atto di emulazione di Fleximan o più probabilmente una ragazzata, ma ferma condanna arriva dal presidente della municipalità di Favaro Veneto. È evidente che chi commette questi gesti, oltre a commettere un gesto grave in sé che nel 2024 ci aspetteremo non venisse commesso, commette un atto di offesa nei confronti della comunità. Nel caso di Santo Stefano di Cadore è un'offesa anche nei confronti dei parenti delle vittime di questa tragedia che ha scosso l'intera Favaro Veneto, ma credo anche l'intero Veneto. Fare un gesto come quello che è stato fatto nella strada dove è successo quella gravissima tragedia è un'offesa ancora più grave rispetto a quanto hanno già dovuto patire, soffrire, quanto già stanno soffrendo, perché purtroppo è una sofferenza senza fine evidentemente. Quindi chi l'ha fatto dovrebbe solo che vergognarsi.